pensar, él te hizo soñar. Ya no te creo, ya no te deseo, solo te veo, solo te deseo. Mira Sofía, sin tu mirada sigo, sin tu mirada sigo. Dime Sofía, ¿cómo te mira? Dime cómo te mira. Dime, sé que no, sé que no, sé que solo, sé que ya no soy yo. Mira Sofía, sin tu mirada sigo, sin tu mirada Sofía. ¿Y por qué no me dices la verdad? Sigo sin tu mirada Sofía. ¿Y por qué no me dices la verdad? Mira Sofía, sin tu mirada sigo, sin tu mirada. Dime Sofía, ¿cómo te mira? Dime cómo te mira. Mira Sofía, sin tu mirada sigo, sin tu mirada sigo. Dime Sofía, ¿cómo te mira? Dime cómo te mira. Dime, sé que no, sé que no, sé que solo, sé que ya no soy yo. Mira Sofía, sin tu mirada sigo, sin tu mirada. Mira Sofía, sin tu mirada sigo, sin tu mirada sigo. Quindi mentre proietta possiamo iniziare, così tagliamo un po' i tempi. Loro vedono il video sullo sfondo, però presentazione. Allora, lei è Alessia, come potete vedere, non sono io la pallavolista, ma è lei. Quindi adesso io vorrei farti delle domande per quanto riguarda comunque l'inizio della tua carriera. Cioè, volevo sapere quanto fosse stato difficile comunque un allontanamento da casa così prematuro, cioè a 13 anni è abbastanza difficile. Sì, i primi momenti sono stati molto faticosi, comunque sono stata fortunata ad avere una squadra che mi è stata vicino e mi ha aiutato nei momenti di difficoltà, soprattutto i miei compagni che vivendoci 24 ore su 24 mi hanno alleggerito il peso. Ovviamente ho sofferto tanto all'inizio, ma dopo un po' iniziavo ad abituarmi. Ora sono 5 anni che sto fuori, quindi ormai è diventata un'abitudine. Poi volevo chiederti comunque quanto è difficile conciliare lo sport a così alti livelli e lo studio che comunque è importante. Allora, innanzitutto bisogna fare tanti sacrifici perché la mattina bisogna svegliarsi molto presto e quando finisce l'orario scolastico torno a casa, pranzo, cerco di studiare quella un'oretta, 2 orette prima dell'allenamento. Quindi tocca fare 3-4 ore di allenamento, mangiare e poi avere la forza prima di andare a letto di continuare a studiare. Diciamo che bisogna prenderci l'abitudine perché all'inizio è molto difficile, non essendo non abituandosi è molto difficile, poi si prende l'abitudine, diciamo. Allora, l'Olimpiade è il sogno di ogni sportivo. Quando hai avuto la certezza di essere convocato e di andare a Rio, quali sono state le emozioni che hai provato? Sono state molto forti soprattutto perché avevamo appena compiuto 18 anni quando è arrivata la convocazione e
sono stata molto orgogliosa di me stessa per essere arrivati, per essere arrivati dove sono arrivata, aver raggiunto gli obiettivi che mi ero imposta e quindi sono molto orgogliosa di questo. C'è qualcuno che vuole fare qualche domanda? Qual è stato il ruolo che ti hanno dato inizialmente in campo? Cioè, hai iniziato con il ruolo che hai adesso oppure è cambiato? Allora, prima facevo l'attaccante, poi come sono andata via di casa mi hanno fatto fare per il primo anno il libero in B1 e poi dagli altri anni in poi ho iniziato a fare la palleggiatrice. Aveva qualcuno anche il numero delle ore, proprio le sedute di allenamento? Di solito facciamo pesi 2 o 3 volte a settimana e questo impiega un'oretta e mezza di pesi. Poi subito dopo facciamo allenamento tutti i giorni, almeno 2 ore e mezza, 3. Ieri ho visto la partita perché faccio la prima vittoria del campionato, quindi a quanto pare la Sardegna è andata bene. Volevo sapere se ci fosse una possibilità di tornare, cioè che voi torniate qua per giocare un'altra partita. Questo è un po' difficile perché per organizzare questa partita ci hanno messo un bel po', tanto impegno ed è stata molto dura. E alla fine ce l'abbiamo fatta ad organizzare questa partita in Sardegna, ma penso che per quest'anno sia l'ultima. Avresti voluto fare altri ruoli anziché quello della palleggiatrice? Mi piacerebbe fare l'attaccante, ma per la mia altezza è un po' impossibile perché sono abbastanza bassa rispetto alle altre mie compagne, quindi mi hanno messa a palleggiare e questo ruolo me lo devo tenere, diciamo. Quando le altre ragazze hanno visto questo tuo talento, come hanno reagito? Le compagne di squadra? Beh, credo normale perché si sa che anche loro hanno del talento, non solo io, e quindi la viviamo normalmente questa cosa. Di solito mi scrivono, mi fanno i complimenti, però alla fine credo che loro mi guardano da lontano, però si concentrano su quello che fanno loro. Com'è stato per te quando ti hanno preso in nazionale? La prima volta non me l'aspettavo proprio. Ho cercato sempre di dare il massimo per far bene e per non deludere tutte le aspettative che avevano su di me, ma soprattutto deludere me stessa. Com'è stato per i tuoi genitori sapere che tu avevi questo talento in pallavolo? Mia madre mi ha seguito da quando ero piccola, infatti lei allenava e giocava, pure ha smesso a 40 anni e mi accompagnava a tutti gli allenamenti e vedermi crescere è stato davvero un orgoglio, soprattutto vedere dove sono arrivata per lei è stata davvero una grande emozione. Com'è stato per i tuoi genitori la domanda di trasferimento per giocare? È stata molto dura per loro, comunque la loro figlia andasse via a 13 anni da casa, ovviamente mi hanno fatto scegliere a me e mi hanno detto scegli bene, scegli te, prenditi un po' di tempo e poi ho deciso di andare via perché nel mio futuro vedevo la pallavolo e stando in Sardegna c'era poco da segnare, diciamo. Hai mai pensato di lasciare la pallavolo per via di un infortunio? No, quest'estate mi sono infortunata, ma nel momento in cui mi sono infortunata ho pensato subito a riprendermi e a rimettermi in gioco. L'amore per questo sport è troppo grande per rinunciare a causa di un infortunio. Quando vengono pazienza, amen, si mette il cuore in pace e si pensa a riprendere, a rimettersi presto. E invece per il futuro continuerai a giocare in Club Italia o cambierai l'anno prossimo?
Quest'anno è il mio ultimo anno al Club Italia, l'anno prossimo andrò in un'altra società di Serie A e il mio percorso al Club Italia finirà. Quando sei uscita dalle Olimpiadi, che sensazione avevi? Quando sei uscita dalle Olimpiadi, eri felice oppure volevi ancora giocare? Sicuramente non ero felice perché non abbiamo fatto una buona Olimpiadi, infatti siamo usciti al primo turno, però la voglia di riscattarmi è stata tanta e non vedo l'ora che ci siano le prossime. Qual è stato il primo trofeo importante che hai vinto e quali sono state le emozioni? La mia prima competizione importante che ho vinto è stato il mondiale e siamo arrivati prime per i juniores. È stata un'emozione molto forte perché essendo il primo e essendo arrivati prima è stato davvero un buon risultato e davvero tanto orgoglio per questo. Come sfidare tipo gente di altri paesi? Confrontarsi con altre persone che non siano italiane è davvero una buona cosa perché alla fine ti rendi conto anche della realtà che non c'è solo in Italia e ti confronti con le migliori squadre al mondo, quindi è davvero una buona cosa, fa crescere. Adesso che hai detto che non giocherai più nella nazionale, che andrai in una squadra della Serie A, com'è per te? Mi mettere in gioco e farò vedere che comunque riesco a giocare benissimo anche in altri club, anche ad altre classifiche e aspettavo solo questo momento per dimostrare quanto valgo. Deve essere comunque molto stressante e impegnativo passare sempre dallo studio alla pallavolo, nonostante sia quello che ti piace fare. Ma hai del tempo libero, cioè ti prendi del tempo per te stessa? Sì, il tempo per me stesso non lo prendo, appena un attimo ne approfitto subito. E sì, è molto stressante far conciliare le due cose, però bisogna farcela, quindi volendo o no, bisogna mettersi d'impegno. Grazie Alessia. Se qualcuno ha qualche domanda è il momento di farla ora perché Alessia andrà via e quindi se non avete domande ti posso invitare Un bel applauso ragazzi, forza!